Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sono ore drammatiche nel Cosentino. In 3 mesi si sono registrati circa 2500 incendi. I danni sono davvero incalcolabili, si parla di disastro ambientale e poi c'è la paura e le famiglie evacuate. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua. Qualcuno l'ha paragonato ad una guerra e in effetti lo scenario che offre oggi la provincia di Cosenza è simile a quello di un conflitto contro un nemico attrezzato, invisibile, subdolo, che attacca contemporaneamente su più fronti, ti circonda, non ha pause né incertezze e si muove secondo una strategia ancora misteriosa. Non sappiamo chi ci sia dietro ai roghi che stanno distruggendo il territorio, sappiamo soltanto che anche la giornata di ieri è stata infernale, aperta agli interventi dei vigili del fuoco nell'area di Pignano per domare i focolai ancora accesi a Laurignano e Tessano, il prologo di quanto poi è avvenuto nel pomeriggio. Cominciamo da Arcavacata in ordine sparso. Siamo nella zona dell'università, proprio nei pressi della porta d'accesso dell'Ateneo. Le fiamme circondano le abitazioni di studenti e cittadini. La gente si riversa per le strade. Qualcuno decide di andare via spontaneamente, intravedendo una situazione di pericolo. Il vento spinge il rogo che in pochi minuti distrugge alberi e vegetazione, minacciando le case. L'aria diventa irrespirabile. Il fuoco avanza, supera il tracciato della statale 107, che viene chiusa al traffico per alcune ore, e divampa nella zona industriale e agricola di Contrada Cultura. 20 famiglie sono costrette a lasciare le proprie abitazioni. Abbiamo chiamato tutti, ci stanno isolando. Abbiamo chiamato vigili, abbiamo chiamato tutto. Ci stanno isolando, sta arrivando alle case, era lì sotto e sta arrivando fino a qui. Stiamo cercando di spegnerlo in tutti i modi, con le pale, con qualsiasi cosa. Con i trattori non si spegne. Per favore aiutateci, abbiamo le case. Sono 4 aziende agricole. Già da qualche ora i Canadair che la mattina avevano sorvolato di Pignano si erano spostati su Castrolibero. Un altro rogo, innescato nella frazione Orto Matera, ha causato anche qui preoccupazione e distruzione. Alberi inceneriti, stalle avvolte dalle fiamme e animali carbonizzati. I cittadini, così come nelle altre aree interessate dai roghi, hanno cercato di dar manforte ai vigili del fuoco con i propri mezzi, spegnendo focolai o bagnando la vegetazione limitrofa alle case. Una lotta impari. Si è lavorato fino a notte fonda per spegnere l'incendio. Drammatica la situazione a Luzzi, fuoco sulla collina, a 2 passi dalle case popolari, auto che vanno a fuoco, esplode una bombola di gas, i cittadini temono il peggio, decine di famiglie vengono allontanate dalle proprie case. Lo stesso provvedimento si è reso necessario a Mendicino, ancora una volta alle prese con il fuoco. Dopo il rogo della Cherunzia, ieri è toccato a Cozzo Pirillo e poi a Contrada Pasquali. Oggi è il giorno della conta dei danni, dello stupore e degli interrogativi. Chissà quando arriverà quello delle risposte.